Un fine settimana per riaccendere la speranza, oltre che l'amore. Il weekend di San Valentino ha il sapore di una piccola ripartenza per gli hotel del bacino termale, profondamente segnati dalla pandemia. Secondo Federalberghi Terme, su 90 strutture del territorio sono circa una ventina gli alberghi che hanno già scelto di riaprire, complice il ritorno in zona gialla, per offrire un servizio alle coppie di innamorati che vogliono trascorrere un fine settimana romantico. Siamo circa su 2.500 prenotazioni negli alberghi che sono aperti e quindi avremo dai 5.000 ai 7.500 presenze che registreremo in questo fine settimana di San Valentino. Questa pandemia che è veramente terribile e che sta mettendo in grandi difficoltà non solo le imprese ma anche le persone stesse, e quindi è un momento in cui trovare un po' di pace. Le prenotazioni negli hotel saranno ovviamente contingentate, non si accoglieranno più del 60% delle richieste sul totale dei posti letto. Gli standard di sicurezza sono elevati. Nelle strutture termali adesso stiamo inserendo la metodologia del turno per poter accedere a tutti i servizi in serenità e soprattutto in sicurezza, che è la cosa fondamentale, specialmente nei reparti dedicati all'acqua, quindi alla piscina termale, dove la gente può immergersi comunque in sicurezza, perché le piscine con il cloro sono già un luogo particolarmente sicuro. Diciamo che dal punto di vista poi della fruizione di tutti i servizi, avendo bloccato le prenotazioni a circa un 60% della capienza di tutte le strutture, abbiamo ragione di credere che la sicurezza verrà mantenuta e sarà garantita in maniera costante e soprattutto senza difficoltà. Le coppie ospiti negli alberghi potranno cenare in sala, camerieri e personale saranno sottoposti a screening anti-Covid, vietato il buffet, consentito solo il servizio al tavolo. San Valentino si preannuncia un banco di prova per una tanto attesa ripartenza per il settore termale. L'intera categoria ha bisogno di risorse per iniziare a lasciarsi le spalle la crisi nera del 2020 che ha provocato un calo di guadagni che sfiora il 90%.